Di case, beh, c'è la notizia del governatore Renzi che dice io toglierò le tasse sulla casa. C'è da crederci, Specogna? Ma diciamo questo, che anche precedentemente qualcuno ha pensato di toglierla e rimetterla. Bisogna dire che l'edilizia rappresenta quasi il 10% del PIL, ne abbiamo già perso il 7%. Che poi l'edilizia faccia parte anche di un sistema speculazione, corruzione ed evasione, anche questo è vero. Cioè in Italia ci sono 2 milioni di fabbricati non censiti, anche in Friuli ci sono diverse decine di migliaia. Ma adesso che si va dall'altro con Google oppure con l'elicottero? Sì, mettiamola così, però i numeri sono questi alla fine. Vabbè. Noi di Fronte Friulano proponiamo un recupero dei centri storici e dei patrimoni esistenti, di immobili sfitti pubblici, soprattutto militari, caserme e capannoni industriali, con agevolazioni solo per residenti da almeno 10 anni in Friuli. Ad esempio, tassazione nulla per 10 anni a chi recupera spendendo almeno il 30% del valore, affitti gratuiti per 10 anni in immobili pubblici attualmente sfitti dati a giovani coppie, nuove attività su capannoni esistenti esenti da tassazione per 10 anni. Poi la tassazione in effetti secondo noi andrebbe fatta uguale per tutti, non prima, seconda, terza casa, in funzione al valore catastale, corretto naturalmente. Addirittura andremo oltre, saremo per il sequestro dei fabbricati da parte comunale, quelli che non sono censiti entro determinati tempi. Questo, secondo noi, potrebbe portare ad un recupero del PIL di almeno 3-4%. In tal modo lo Stato sarebbe anche in grado di poter reintegrare il mancato introito per tassazione ai comuni. E questo porterebbe a dei posti di lavoro reali, non da Jobs Act. Ecco, questo... Sappiamo appunto che l'edilizia è importante. Intanto voi avete il 6 settembre, no? Domenica? Domenica 6 Festa settembre. Parco del Cormor a Udine, giusto? Sì, esatto, è una festa, diciamo un convivio dove ci troviamo e parlare anche di questi temi. Parlare dei temi ed anche stare insieme in compagnia. Grazie Specogna, grazie Franfurlan. Adesso un attimo di pubblicità e poi di nuovo qui da noi per ulteriori notizie e servizi.